Bem-vindos à Sombra de Sonurage, stagione de Sierru. Durante il Novecento, ma soprattutto al termine del secondo conflitto mondiale, in Sardegna si moltiplicarono le attività lavorative. Infatti, se prima delle due grandi guerre l'economia verteva soprattutto sull'agricoltura e sulla pastorizia, la crescente domanda di beni e servizi portò molti a intraprendere nuove attività e ad apprendere nuovi mestieri. Sino a quel momento tutto ciò di cui necessitavano gli individui veniva procurato nella cerchia familiare, ma la maggiore disponibilità di denaro contante, seppur limitata, permetteva un nuovo modo di effettuare gli scambi, profittevole per tutte le parti in causa. Il cliente acquistava un bene o un servizio del quale abbisognava, il venditore poteva guadagnare denaro utile ad essere speso per portare a termine nuove transazioni. Pian piano stava sorgendo anche nell'isola un'economia più moderna e adatta ai tempi. Il barbiere, un mestiere semplice e di precisione, diventò ben presto in molti paesi sardi un punto di riferimento cittadino. Era la bottega adibita non solo al taglio dei capelli o della barba, ma anche un luogo di ritrovo dove scambiare quattro chiacchiere con gli amici che attendevano il proprio turno sulla poltrona. Chi si dedicava a quest'arte nobile aveva il privilegio di ascoltare le storie che venivano raccontate, di conoscere personalmente pressoché tutti gli uomini che vivevano nella comunità e, spesso, fungeva pure da confidente di chi, tra un taglio e una rasatura, rifletteva ad alta voce sulla propria vita e su quella altrui. Le attività di servizi come quella del barbiere spesso non erano sufficienti per essere l'attività principale di chi vi si dedicava e veniva esercitata quale doppio lavoro affiancato alla coltivazione della terra. Solo in epoca piuttosto recente, con l'avvento della società di massa e degli stipendi fissi, le varie figure hanno teso a specializzare sempre più il proprio lavoro, facendolo diventare una vera e propria professione di tipo esclusivo. All'epoca dei Subraberi non si erano ancora realizzate le condizioni perché ciò accadesse, ma di lì a poco il mondo, anche sardo, sarebbe iniziato a mutare sempre più rapidamente, un futuro dove il mondo agropastorale sarebbe sempre più stato relegato all'angolo delle aspirazioni delle giovani generazioni. Tale processo ha avuto un rapido guizzo negli anni 60 per divenire consuetudine alla fine del XX secolo. I giovani, ammaliati dei modelli diffusi dei mezzi di comunicazione come la televisione, avrebbero sempre meno mostrato attrattiva nei confronti dei mestieri tradizionali, sviluppando aspirazioni sino a 100 anni prima impensabili ai propri coetanei, i quali non conoscevano altro che ciò che poteva essere accarezzato dal proprio sguardo. Sobravieri. Pago mobilia, una catira chiazzata, avasciata e girata. Un bello sprigo, anche se piegasta da nomina alligro. Calincuno scanno, o gente chiavettata. Pro spagus attrezzos, ferros, lammettas, rasoio un ferro con peddi po accuzzai, macchinettas a spilus de incruzzai, crema e pinzello, po bravas perfettas. Esti sa bottega adesso maestro bravieri, sempre strantagio quest'omini traballanti. Chi sega da spilus, impallas e innanti, con il ferro vitticus de suo mestieri. In savona da sa faccia de suo bravuto, li vai di sa brava con l'ama cuzza, e finza saccando una torra cruzza, chi stionata e una barra da mai modo. Teniti sa mano abili, firma, sicura, quando traballa con tutto sa gente, mai in tristura, sempre alligramenti, poi t'accideniti a fare una bella figura. In bottega piccioccusu e uomini mannusu, seziusu ingiriausu, con me sul lenzoru, o ne imbruttai nessuno se noro, e accontentai tottusu, che non se fai dannusu. Logo de dicciusu, contusu e conticeddusu. Ispilus a rasu, podrigai due torraie che sobravieri, e pagai altro dinai. Adesso mellusu ad spendere in procedusu. Eppuru, calincuno non paga mai, commenti sopredi, ipoteccario, dottori e sindaco, chi toccata ad usaccontentai. Finze se su maresciallo de buon umori, non si può fare del manco de cracullai. Onore a sopravieri, un'arte de valori. S'arte dei subravieri è arte antica e rispettata, e specialmente prima via da Vinzasa o punto del riferimento vostra bidda. Ma io lo domandai, chi funti i clienti si gli andante anche i subravieri, e poi poitta cancuno come su dottori o su sindaco no paganta. Prima andante ad otto che sopravieri, poveri e ricchi, sia dopo se che spilus che poi si fa sa brava. Poi te non ci viene tazza attrezzo se la metta che ci punti in moi e ognuno non si dopo dia fa in nome sua.
qualcuno come ti nata sa poesia non pagata, ma non vuoi che tu pretendiera. Poi che viene persone sapruso in vista in ogni vita, chi vesse su sindaco, su maresciallo, su predio, su ufficiali postali. E fiata come te nai, poi si vai con presenza, poi si vai olli bene, poi un senso del riconoscimento. E quindi a questa gente che viene preso in vista in sabida, su braveri, li sfai da suo traballo gratis. E poi in prusu a segai spillos a fai bravasa, in sa bottega de su bravieri, appropriata pure gente scettico questionai, fiata un luogo possa cattai tutto in pari, verusu? Nella regione, specialmente nel anno passato, soprattutto in Moi, la bottega di sopravvieri via dal luogo non c'è tipo si tondi o si va a brava, ma via dal luogo poi si via pari a posti se devono dire traballo, poi questionaia, poi contare i conti e conti cedus. E questo qualsiasi mestiere che facessi in questo periodo, che vessi di maestro muro, che vessi maestellina, messaio o pastori. E in Sandus ci scappata con tutta questa gente che ha cattato a pari su dicio in sardo. Biu che hai scritto un bello libro che si narra proverbi sardi e modi di dire della Marmilla e del Medio Campidano, pubblicato da Sandi Editori in sul 2019, e ci si anche un bello dicio che grazie di bei con questa poesia. O dicio che ti vuole stare bene, puoi essi, traballo buono, non c'ho le pressi. È proprio vero, se poi vai un traballo buono, c'ho le pazienza, c'ho le attenzioni. Beh, che sia da suo traballo, tocca di fare sempre con attenzione e mai a tenni pressi. Poi te cose fatte all'estero, buona tappuste se che un difetto. E su bravieri, è un traballo di attenzione, poi te che impara da attrezzo, s'accuzzo, poi fai segata a chi ne esti a sutta dei ferros dei sobravieri. Ecco poi te che non ci ho le pressi. E su traballo via un valore che i sardi si intendiano a meda. E che gli altri dici su ci punti, a sube su traballo, a sube imparai un mestiere? Un altro dice può essi, questo che non sbaglia da non imparata. Eh sì, poi fai su bravieri o po' ogni altro mestiere tocca da incarrerai da zero, che all'incuno sbaglio tu vade usa marolla. Su bravieri prima noi come te in mo che andando a scuola può imparare sarti. Prima uno che voleva imparare a fare su bravieri, bastava che andava a fare che disse accanto e de un altro bravieri che vieta già traballenti da anche un anno. E stando su si poneva da poco conto su a traballare e naturalmente fatia canco sbaglio di fatia da canco segata de vilus fatta a trotto, canco segata qui l'ammasa, canco staffetta messa brava o canco segata me in trembas. Babbo mio pure fiato uno dei cursus, babbo mio pure gli ha imparato, poi te sente messaggio, ma gli ha fatto su bravieri, fetti, poi vuole aiutare sa famiglia a tirare in antisi. Gli ha imparato sarti dei sobravieri, a che un altro bravieri andando in fetti può due risi, e si vi è posto per conto su. Potevo immaginare quanto sbaglio hai fatto, specialmente che andate in carrera. In moi e usannai che ha fiato un corso intensivo, arrivato all'estero e diventato sobravieri de sa vita e si dà regodato su tutto ancora oggi. E narami, itanante e dice su dessa gente che è andata anche sobravieri. Ce n'è uno che dona ranta o arrivi e gli adesso gusto. Tundi io commento una breve insestati. E te fadianta stimbillanta sa gente che si dondia da a provei. E sto dice può ridere amico su quando uno di bessia da dessa bottega de sobravieri tundi a cruzzo o a raso. L'entiti che simbillata a una breve quando gusta bene a tundia dessa lana prima di arrivare a sa basca al primo del mese di maggio. Ecco poi te da simbillata a una breve tundia. Però in Moisés insierro e no su commenti broveisi de bravo sardos si lasciava di spillo lungo su prima dessa tonditura giustamente, no? E che è possibile se uno il suo capello in conca può riparare dei sobrius. E certo, e si pone pure scuffia, si può ascoltare, poi Taddeo ti ringrazio per questa bella poesia e per questo bello dicio, è veramente un piacere a regionare con tu. E donoso appuntamento a chi si punta ascoltando al suo prossimo episodio. Grazie a tutti os altri che ascoltare.